che ci ha offerto in apertura. Passo ora la parola al professor Vitiello, che è autore anche di una postfazione del libro, appunto, di cui non parleremo, ma gli passo la parola. Buonasera. Abbiamo toccato la cosa, siamo entrati nel discorso per la porta più difficile, la porta più stretta. Adesso io cercherò di abbassare un po' il tono per poi ritornare a questi problemi. Consentitemi allora un riferimento biografico perché mi sembra importante. Ho conosciuto Carlo Invernizzi una decina d'anni fa, poco più, poco meno, perché invitato dal figlio di Carlo nella sua galleria dovevo parlare, se mal non ricordo, di arte e natura o qualcosa del genere. Ci siamo visti poco prima di pranzo e Carlo cortesemente mi ha regalato un libro dove c'erano immagini di un artista, scusate, non mi ricordo chi, e vi erano intervallate alcune poesie di Carlo Invernizzi. Confesso che io avevo una mole di appunti, ma non avevo già ordinato questi appunti, perché avevo pensato mi metterò in ordine poco prima di fare, come dire, questa conferenza, eccetera. Fatto sta che cominciai a leggere le poesie di Carlo Invernizzi e dimenticai completamente di mettere in ordine gli appunti. Che cosa ne venne fuori della conferenza non interessa a nessuno, né allora né adesso. Dopodiché, ovviamente ho avuto modo di parlare con Carlo, il nostro poeta, che qualche anno dopo mi ha fatto il dono delle poesie che sono state pubblicate in questa raccolta dal titolo Secretizie, dove c'è il segreto, dove c'è la conservazione del segreto e dove ci sono tante altre cose ancora. Da quel momento, dunque, ho avuto questo dono, io ho scritto qualcosa e poi rielaborato, è diventata la postfazione di cui, ripeto, non parliamo. Poi avevo sempre in mente di qualche modo di dare pubblicità a queste poesie, perché dirò per quale motivo li ritengo particolarmente rilevanti nel panorama della cultura non solo letteraria ma più ampiamente artistica del mondo d'oggi. E qui forse mi allontanerò dalla interpretazione che il poeta ha dato della sua poesia, la leggo in altro modo, non mi allontanerò senza però essere in contrasto con lui, ben inteso, farò alcune precisazioni particolari. Ripeto, la cosa che adesso mi interessa rilevare è che il primo libro della collana Letteratura e Filosofia, la prima cosa che voglio dire è che questa collana è letteratura e filosofia e non filosofia e letteratura. E questo spostamento di piano ha la sua ragione nel senso che è mia intenzione non guardare la letteratura e la poesia con gli occhi della filosofia, come per abitudine consolidata si è fatto, e direi non soltanto da parte di quei filosofi che in qualche modo vogliono guardare l'universo come dire nel suo insieme e dire qui sta la filosofia, qui semmai sta la politica, qui sta qualche altra cosa, dare ordine al mondo, ma anche da parte di quei filosofi che vogliono, come dire, immettersi nella vicenda del mondo, nell'evento del mondo, nell'accadere libero del mondo, ma in qualche modo dare ragione di questa poesia, spiegare questa poesia. Il filosofo che assume, tu poeta hai un grande pensiero, però il tuo pensiero, come dire, ha qualche cosa di inconscio, c'è qualcosa al di sotto del tuo pensiero, vengo io filosofo e me lo vengo a dire, eccetera. Ecco, proprio tutto questo dà un'immagine della poesia
particolarmente fastidioso, quasi che il poeta non fosse consapevole di quello che fa, ma dà, e questo faccio a difesa della mia, come dire, della mia professione, dà un'immagine della filosofia particolarmente fastidiosa, proprio detestabile. La filosofia che viene a spiegare quello che gli altri fanno e così via di seguito. Ecco, letteratura e filosofia ha un senso particolare, vorrebbe guardare la filosofia con gli occhi dell'arte per vedere se la filosofia riesce a capire più di se stessa con gli occhi dell'arte, proprio rovesciare questo determinato antico rapporto. Per cui il secondo volume di Marcello Gombos, che laddove questo si presenta già nel titolo particolarmente difficile, Secretizie, il volume di Marcello Gombos ha un titolo più difficile ad intendersi sotto certi aspetti, cioè sotto l'aspetto della serietà, che è quello dell'inedito dei puffi. Sì, i puffi, proprio i puffi, proprio quello che particolarmente i bambini conoscono, è proprio l'inedito dei puffi. E vorrei dire, questa è una forma letteraria di ironia intorno alla scienza, intorno alla filosofia, intorno all'ermeneutica e così via di seguito. Una forma, come dire, di ironia. Questa collana vuole quindi giocare su tutti i registri dell'arte contemporanea, in modo particolare ovviamente dell'arte della parola contemporanea. Ecco, e allora da questo punto di vista assume un particolare rilievo proprio il libro Secretizie di Carlo Invernizzi. Perché assume un particolare rilievo? Carlo ci ha detto nella sua esplicazione qual è il mondo sottostante che spiega queste determinate parole. Io rovescerei proprio il rapporto. E sono queste determinate parole che spiegano il mondo sottostante. Che cos'è poi quel mondo sottostante? A me sembra che sia molto più un magma, qualche cosa, come dire, di imprendibile, di afferrare, quello che tu giustamente chiami in fondo e non ti basta neppure dire in fondo perché dici dell'abisso dell'infondo. Ecco, qualche cosa di assolutamente indeterminato, e proprio questo elemento assolutamente indeterminato, ma attenzione, quando dico l'elemento assolutamente indeterminato non voglio parlare, mi scuseranno i giovani filosofi qui presenti, non voglio parlare, che sono troppo seri, non voglio parlare dell'uno di Plotino o di qualcosa di particolarmente complesso dell'essere e del non essere, così via. Voglio parlare semplicemente di quello che noi molte volte non riusciamo ad esprimere, e non riusciamo ad esprimere non per carenza, per incapacità, perché non sappiamo parlare, perché non ci viene la parola, perché non riusciamo a dare forma, eccetera, eccetera, perché forse il nostro sentire è troppo pieno. E che cosa voglio dire il nostro sentire è troppo pieno? Beh, voglio dire tante cose, delle cose forse profonde, perché quando ci troviamo davanti all'immagine del sacro, ma voglio dire anche delle cose di vita quotidiana, come quando davanti ad un determinato sapore, questo sapore ci sollecita ricordi antichi, ricordi, come dire, della nostra infanzia, faccio riferimento alla Maddalena prustiana, ovvero quando anche una posizione del nostro corpo a letto ci ricorda qualche cosa che è completamente al di fuori. Ecco, tutte queste forme di sentire che non sono raggruppabili sotto determinate forme che sono quelle del vedere, che sono quelle del sentire auditivo, eccetera, eccetera, perché in qualche modo sono tutte riunite insieme, qualche cosa che non puoi prendere non perché manchi la capacità di prendere, ma perché se lo prendi soltanto per un verso, non lo prendi per tutti i versi che ha. Ma attenzione, quando dico lo prendi per tutti i versi, lo devi prendere per tutti i versi, io qua già sto commettendo, una scorrettezza espressiva, perché qua non ci sono i molti versi, ma c'è proprio questa unità, ripeto, è come quando davanti a un sapore noi ci si risvegliano determinate memorie di tempi antichi, e allora un sapore ci può ricordare nostra madre, ci può ricordare una perdita, quando un fiore che ci viene donato ci ricorda, come dire, un amore passato e non più venuto, e tante altre cose. Ecco, per afferrare questo
noi ci rendiamo conto che il discorso logico, ecco perché ci tengo a dire letteratura e filosofia e non viceversa, quando il discorso logico, il discorso pensato non riesce, come dire, a cogliere la cosa e neppure ad avvicinarsi alla cosa. Ora, in queste determinate poesie, cercherò di leggerne, mi scuserà Carlo, di leggere anch'io qualcuna che mi sono segnato. Dunque si nota che cosa? Non che c'è un mondo sottostante, ripeto, sotto, userei una parola, sotto c'è veramente niente, non c'è qualcosa, c'è un manco, ma qualcosa di imprendibile, qualcosa di tutto quello, la stranezza di questo nostro sentire è che si presenta soltanto quando noi lo diciamo, quando noi lo formuliamo. E lo formuliamo in parole, cioè nel momento stesso in cui lo formuliamo avvertiamo che non è così. Ed allora qual è il lavoro del poeta? Qual è il lavoro del poeta? Carlo ha insistito sul fatto che queste sono difficili, sì, sono difficili per lungo periodo, poi ad un certo momento brillano, no, come quelle cose che una volta capite tu le possiedi e non ti sfuggono più. Sono difficili certamente, ma il problema si tratta di leggerle in qualche modo, perché se noi ci domandiamo ci facciamo quella semplice domanda, noi che cosa effettivamente sentiamo quando assaporiamo qualcosa? Precedentemente l'ho detto, assaporiamo qualcosa e ci vengono infinite memorie, infiniti ricordi. Ci vengono riferimenti, come dire, che vanno dal gusto al tatto ed altre cose, insomma. Si possono fare tanti esempi di questo, ma sarebbe svilire il problema. Allora si vede che noi dobbiamo parlare diversamente, dobbiamo cambiare, io non voglio dire la grammatica del nostro pensare, perché questo è un problema successivo. Noi dobbiamo parlare diversamente, le parole devono essere diverse. Ed è chiaro che non è che possiamo inventare parole, come dire, parole accostando sillabe o accostando voci che non hanno significato in sé. Questo è anche accaduto in filosofia, questo anche lo si fa, ma di questo di qui a poco. Cerchiamo innanzitutto di capire la poesia di Carlo come si costruisce. Si costituisce con le parole che noi usiamo, per esempio picchi di luce. Si capisce che cosa significa. Ecco, però quando picchi di luce viene trasformato in picchi luce, la cosa è già diversa. Già avvertite qualche cosa che prima non c'era, che si costituisce in quel determinato momento, quando la cosa è detta. Ecco, se voi leggete questa poesia in questa determinata prospettiva, che attenzione, non è la prospettiva, se fosse la prospettiva del filosofo che legge la filosofia così, questo non varrebbe niente, è soltanto invece il modo di capire come la poesia è costruita di parole, ma di parole, attenzione, certo, di parole che hanno significato, ma non sempre e non necessariamente, non sempre. Ma innanzitutto, e questo è un elemento caratteristico della poesia, delle parole che hanno, come dire, una loro sonorità, che hanno un loro suono. Il suono, attenzione però, un suono ed anche il suono è, come dire, un elemento tradizionale, il suono è anche qualche cosa di storicamente determinato, il suono è anche qualcosa che si intende attraverso la cultura. Ecco, se invece vogliamo sentire un suono originariamente, che cosa veramente sentiamo, che cosa vediamo, che cosa gustiamo, non con la nostra mente, con la nostra cultura, quello che si chiama spirito, tradizione, o chiamatelo come volete, filosofia per esempio, ecco, che cosa riusciamo veramente a sentire al di fuori di tutto questo? Che cosa riusciamo a sentire? Certo, non abbiamo la parola di questo magma, ma ci possiamo avvicinare a questo magma, o meglio, possiamo avvicinare a noi questo magma, lo possiamo vivere nel nostro mondo costruendo delle parole diverse. Delle parole in cui la vocalità stessa, cioè il suono della parola,
in qualche modo retrocede, come retrocede il significato, come retrocede la logica della parola, così in qualche modo retrocede il suono. Retrocede il suono e retrocede in che senso? Il suono deve in qualche modo rifarsi rumore. Ecco, rifarsi rumore. In qualche modo come un ciottolo che viene buttato nell'acqua e si sente bluff. Ecco, se volete un esempio, è un esempio particolare, per esempio, e lo ricordo questo, e lo ricordo sempre. Chiedo scusa a quelli che l'hanno sentito più volte, ma l'esempio che faccio è quello della chiusura di una poesia di Celan che termina con Zuzu, poi continuamente. Questo imma, Zuzu, è così, continuamente, continuamente, che in italiano non dice, capite, imma zuzu, questo qui proprio, viene perduta la vocalità. O anche, prendiamo un poeta di cui siamo, come dire, ferventi ammiratori, Carlo, in poesia, ed io per quello che riesco a capire della poesia, cioè Andrea Zanotto. Ecco, Andrea Zanotto che fa una poesia in questa maniera, ecco, che cosa sta facendo? Sta riducendo la parola a quelli che sono gli elementi, come dire, primi della parola, a quell'elemento sensibile, il rumore che è prima del suono. È quasi una, come dire, un'analisi di questo per vedere, e qui mi accosto a quanto diceva Carlo, per vedere quello, non il mondo sottostante, ma vorrei dire quei termini del mondo che in qualche modo noi recuperiamo nella loro semplicità. Ecco, è questo che noi dobbiamo fare. Ed allora, se dopo aver detto queste poche cose che vi ho detto, andiamo a prendere alcune poesie, chi ha il libro vi può seguire, pagina 62 e 63, ecco, da questo punto di vista non sono le poesie, come dire, Carlo direbbe sono le poesie facili, perché vengono incontro, come dire, alla comprensione media. Direi che sono le poesie più difficili, perché dovete proprio togliere la comprensione media, e se in una parola avvertite subito un determinato significato, il significato quotidiano, comune del nostro mondo, beh, allora proprio quello è ciò che vi è di impedimento a capire questa poesia. Lo dovete sentire in una certa determinata maniera. Provo a leggerlo e tenete presente che in questa che cosa accade innanzitutto in questo tipo di poesia, in questo tipo di grammatica. Che cosa accade innanzitutto? Beh, cadono i nessi. La parola deve essere presa nella sua isolatezza, perché è proprio questo che è costitutivo, come dire, che è costitutivo della cosa. Dovete sentire nella parola qualche cosa di altro da quello che voi pensate. Li pensate immediatamente nel mondo, come dire, nel mondo dei nostri usi comuni. Quindi pagina 62. Se leggiamo scuro, intenso, senza spazio, senza tempo, fremeva l'ardente avvortico del niente, beh, uno dice, beh sì, ci sta questo avvortico che è un poco strano, però in grosso modo riusciamo a capire. Ecco, questa è proprio la lettura che non si deve fare. Questa è proprio la lettura più sbagliata, più lontana. Questo così non va letta questa poesia. Ecco, se ve la leggo invece in questa maniera, oscuro, intenso, senza spazio, senza tempo, fremeva l'ardente avvortico del niente. Beh, innanzitutto, in questa maniera avete una prima, come dire, una prima sensazione, un primo senso, un primo sentimento, ma sono tutte parole inadeguate. Sentite immediatamente questo. Qui è qualcosa che si sta facendo, senza tempo, senza spazio, non sono concetti già formati. Qui si sta costruendo qualcosa, si sta facendo qualcosa, o non si sta facendo niente. Ecco, è questo. Dobbiamo innanzitutto avvertire questo. D'improvviso si infocò il suo nulla, defragò
nelle viscere l'aggrumo. Ecco, tenete presente queste parole, l'aggrumo, l'avvortico, si infocò, sono tutte queste le parole su cui, come dire, dobbiamo continuamente sostare cercando innanzitutto, come dire, quel suono o forse quel rumore che ci colpisce, cercando di vedere anche come ci sono, come dire, cercando di leggere le consonanti, di tenere staccate le consonanti al grumo. Ecco, così dovete leggere questa poesia, se no non ha senso, se no perde. E fu venturuce, questa unione, questo accoppiamento, qui è la novità. Vento sappiamo tutti che cos'è, luce sappiamo tutti che cos'è, venturuce è qualc'altra cosa. E cerchiamo di non interpretarla nella maniera scientifica a cui forse Carlo non è lontano, cioè di intenderlo come l'onda di luce, la velocità della luce e così via di sé. Questa è tutt'altra cosa. Qui è vento e luce che stanno insieme, come stanno, è quello che è la stranezza di questo stare insieme, intramontabile, in vertigini d'astre, luce vita, morte vita, riarso tempo mente nell'implodere del niente. Ecco, vedete, già nella lettura c'è proprio questo distacco dal mondo comune. Ecco, questo innanzitutto bisogna fare, questo distacco. E allora, se vogliamo il significato di questo, il significato non è nelle singole parole, ma non è neppure nella connessione delle parole, è in un insieme che non è una totalità, è un insieme che sta lì come posso dire, come un insieme di luci che accadono senza, come dire, che tra l'una e l'altra vi sia un nesso, qualcosa che si costituisce. Ecco questo come qualcosa che c'è, di cui non si può dare ragione. E dire già come qualche cosa che c'è, che non si può dare ragione, forse già dire troppo, perché non è c'è qualcosa che c'è, qualcosa che immediatamente viene su. È solo in quel venire su. Ecco, direi che se continuiamo a leggere, direi che la poesia ma contemporanea e sempre di più si caratterizza nella forma in cui la voce non ha soltanto il suo accadere nel tempo, ma la voce ha il suo accadere proprio nello spazio. Ma attenzione, sto dicendo la voce, non sto dicendo la pietra o altro, sto dicendo la voce non è soltanto, come dire, nella dimensione del tempo, è nella dimensione dello spazio. Queste poesie, ma in genere la poesia contemporanea, non può essere, come dire, recitata soltanto, non può essere letta soltanto. Questa poesia va vista, bisogna vederla, e non è una grande scoperta del resto, questo è fondamentalmente nella poesia medievale la scrittura era particolarmente significativa, no? E si scriveva in un certo modo perché quello doveva avere un significato simbolico. Ecco, tutto quello che nella poesia medievale ha nella sua spazialità un carattere allegorico, un carattere simbolico, rinvia ad altro, eccetera, questo non rinvia a niente, rinvia soltanto a se stessa. Quello che nella poesia medievale è il carattere, come dire, transitivo, questo ha una determinazione specificamente intransitiva. Qui non c'è passaggio ad altro, ecco perché diceva non c'è il mondo sottostante, ma è il mondo che si costituisce, perché quello che diciamo sottostante lo diciamo a partire da quello che c'è, che accade, che viene, e diciamo in qualsiasi altra forma, ma come dire, che soltanto allora si costituisce in quel determinato modo. Ecco, questo è il senso della intransitività della parola. Ed allora possiamo leggerne un'altra e un'altra ancora,
Lo so che questo per me è un gusto particolare, perché a me piace molto leggere le poesie. E per non eccedere mi limito a leggere una sola. Verso il Pizzal, picchi luce, tutto intorno in scintillamento cristalli neve, frangersi di prati, alberi, casaneve, sull'orizzonte, in trasalimento, dirupi e innevi, nel vento luce infinitudine di nevi intramontabili, di anni arsura, tempo vi arsura senza innevi, vortici d'atomi in turbinio di catastrofi, ciritudini d'astri, eterni, monti, mari, cristalli neve, 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 acqua, fiumi, vita, sempre morte vita, nel farsi, disfarsi di nevi. Ecco, io non lo so se sono riuscito a farvi avvicinare a questo. Il senso di questo mio discorso era proprio al servizio di questa poesia.